Questa trasmissione è offerta da Motor Planet. Ritrovati F Motori, nuovo appuntamento con il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. Inizieremo parlando di enduro con quello che è stato l'appuntamento dello scorso fine settimana a Manzano con il campionato italiano di enduro Under 23 Senior. Sentiremo dalle voci dei protagonisti e vedremo ovviamente anche le immagini della gara. E poi dall'enduro di Manzano passeremo a parlare assieme ai nostri ospiti, ovvero Matteo Turati di Knife Racing assieme a Stefano Facchin per quello che sarà il prossimo appuntamento dell'1 e 2 di maggio, perché ritornano a rombare i motori in Friuli Venezia Giulia con il Rally Piancavallo e aspettiamo ovviamente questo evento raccontando le fasi di avvicinamento alla gara assieme appunto a Matteo Turati e Stefano Facchin. La pioggia caduta per buona parte della giornata ha caratterizzato il secondo appuntamento stagionale del campionato italiano enduro Under 23 Senior, andato in scena domenica 11 aprile a Manzano. Vittoria assoluta, trasparente ai fini della classifica per il campione del mondo Andrea Verona su Gas Gas, pilota di categoria Elite, escluso perciò dalla classifica assoluta, che viene così conquistata da Jordi Gardiol in sella ad una KTM 2.54 tempi. Il pilota piemontese ha preceduto Giuliano Mancuso su Fantic 125 al secondo posto e Federico Aresi su Gas Gas 2.50 4 tempi al terzo posto. Tra i piloti di casa, protagonista nella Junior 125 il giovanissimo portacolori del Motoclub Manzano, Riccardo Fabris, che vince la classe e si piazza all'ottavo posto della classifica assoluta su Fantic 125, in una stagione che lo vedrà impegnato anche nel mondiale di specialità. Sempre nella Junior 125, buon quinto posto per l'isontino Christian Murgut del Motoclub Medeot. Nella Junior 300, positiva quinta piazza per Stefano Candido, mentre Carlo Minot chiude al quarto posto nella Junior 2.50 4 tempi. La gara di campionato italiano Under 23 Senior ha visto la presenza di ben 340 piloti arrivati da tutto lo stivale. Straordinario lavoro organizzativo dei ragazzi del Motoclub Manzano, del presidente Stefano Vezzil, che nonostante le difficili condizioni meteo sono riusciti a centrare l'obiettivo di organizzare una gara spettacolare e apprezzata da piloti addetti ai lavori, con il prezioso aiuto di alcuni motoclub del Friuli Venezia Giulia e la fondamentale collaborazione delle amministrazioni comunali di Manzano, Prepotto, Corno di Rosazzo, Premariacco e San Giovanni al Natisone, che hanno autorizzato al transito i piloti, così come alcune aziende agricole che hanno concesso il passaggio su terreni privati. La gara, valida per la 14ª edizione dell'Enduro della Sedia, ottavo Memorial Marco Novello, ha visto impegnati i piloti su un giro di 52 km, ripetuto 3 volte. Nel primo settore i riders hanno affrontato il cross test, prova speciale allestita nei pressi della zona industriale di Manzano, su un terreno pianeggiante messo a dura prova dall'acqua caduta per buona parte della giornata. Dopo il trasferimento i piloti hanno affrontato l'Enduro Test, classica prova nei pressi dell'abbazia di Rosazzo. L'ultima speciale, l'Extreme Test, è adiacente al paddock, un'impegnativa prova estrema disegnata sul greto del torrente Natisone, che ha creato non poche difficoltà ai numerosi piloti in gara. Siamo qui a Manzano per la seconda prova di italiano e Under 23. Giornata piovosa, molto bagnata, però dai, è andata bene, ho portato a casa la vittoria assoluta e la vittoria della classe Elite. E non è un campionato di riferimento per me, in quanto Elite alla fine della gara sarà fuori classifica, però è stato un buonissimo allenamento, organizzata bene, delle belle speciali veramente. Peccato un po' per la pioggia che
Sì, a causa della pioggia gli organizzatori hanno dovuto tagliare qualche parte del percorso, però diciamo è stata comunque una bellissima gara, speciali molto tecniche, belle, mi sono divertito, mi sono allenato bene e anche con la moto ho preso un po' di feeling in più in vista delle prossime gare che avremo nel corso delle prossime settimane. Sì, è il primo anno che corro con la Gas 254 tempi e sono partito verso i primi di febbraio a girare con una nuova moto e ci siamo presi un po' in ritardo con l'adattamento, diciamo, chiamiamolo così, e quindi alle prime gare non sono riuscito a esprimermi proprio bene, quindi pian pianino adesso stiamo migliorando e i risultati si stanno un po' vedendo, vedo che ci sono dei miglioramenti, quindi sono fiducioso delle mie potenzialità e della moto e di quelle della moto per le prossime gare. Per me è gara di casa del Motoclub, ci tenevo a far bene, infatti sono riuscito a fare un primo di classe e sono molto contento, e un ottavo assoluto. La gara era molto impegnativa e resa ancora più difficile dalla pioggia, però molto bella, riuscivi a fare una bella differenza se facevi correre bene la moto nelle speciali, e si è visto i risultati. La stagione sta procedendo bene e adesso abbiamo un mese pieno di gare, un'altra di assoluti tra 2 settimane e dopo di nuovo gli Under 23 e poi inizierà anche il mondiale. Finora mi sto trovando bene sia con la moto che col team e stiamo facendo un buon lavoro. È stata una gara impegnativa, abbiamo cercato di portare a termine questa manifestazione che era già dall'anno scorso in calendario, che purtroppo per il lockdown non l'abbiamo potuta fare. Quest'anno abbiamo deciso, andiamo fino in fondo, ce l'abbiamo fatta, bisogna ringraziare le amministrazioni, ringraziare tutti gli amici, i soci, tutti i volontari e tutti i motoclub che ci hanno dato una mano. È stato un impegno per via delle condizioni meteo portare a termine questo evento. Siamo già 3 anni che noi come Motoclub Manzano seguivamo il campionato Under Senior per i ragazzi del nostro motoclub, ma per anche tutti gli altri ragazzi del Friuli che si volessero appoggiare per un'assistenza a noi. Come è stato fatto per il gruppo della Ragorretà Friuli, abbiamo organizzato il gruppo 5, abbiamo organizzato il trofeo KTM ed era giusto anche cercare di organizzare una manifestazione, un italiano Under Senior. Era un sogno, un mio sogno e penso anche un sogno da parte di tutti i componenti del direttivo e tutti i soci di portare un campionato italiano a Manzano, che era la prima volta che succedeva. Ben ritrovati F Motori, con noi abbiamo Giulio Turatti, Knife Racing, perciò Rally Piancavallo, assieme a lui un pilota stessa scuderia, ovvero Stefano Fachin. Benvenuti. Buonasera, grazie. Buonasera e grazie. Giulio, a che punto va? Manca poco, 1-2 di maggio, Rally Piancavallo, ancora validità IRC dopo il digiuno del 2020, c'è tanta voglia per voi ovviamente di dare spettacolo, purtroppo non ci sarà la presenza di pubblico, però avete tutta l'intenzione di regalare veramente una edizione unica che apre tra l'altro l'IRC ai piloti che si iscriveranno appunto a questo Piancavallo 2021. Sì, purtroppo l'anno scorso sappiamo tutti com'è andata e la situazione non è ancora risolta a nostro malgrado, quindi il pubblico purtroppo non potrà assistere, però noi dobbiamo ringraziare la federazione che è riuscita a mettere in piedi un protocollo per poter far sì che le gare si svolgano lo stesso anche in assenza di pubblico, e siamo tra le poche nazioni che riesce a farlo e quindi dobbiamo ringraziare la federazione di questo. Stiamo cercando di lavorare molto sulla manifestazione perché raggiunga lo stesso il pubblico e perché sia comunque molto importante dal punto di vista tecnico per i piloti che vi parteciperanno, quindi stiamo facendo un grosso lavoro da questo punto di vista. Beh, importante per quello che sarà la fase, ci sono tante aspettative perché il Rally Piancavallo apre l'attività agonistica in Friuli Venezia Giulia. Immagino ci siano molte curiosità legate al fatto che la gara, lo spiegherai te, non sarà unica, è vero? Sì, la gara come nel 2019 sarà, come si dice, una etrina, no? Quindi avrà la categoria internazionale che è la categoria regina della gara, quella più importante indubbiamente e con il percorso più lungo.
Dopodiché ci sarà la categoria storica e il rally moderno, sempre con percorso ridotto, che seguiranno il rally internazionale, insomma, e faranno sicuramente anche loro un percorso comunque molto tecnico. Stefano Fachin invece, da quanto risulta, non ha ancora deciso quale delle due gare affrontare. No, non ho ancora deciso, sono ancora sul dubbio andare, però spero di decidere entro il weekend. Detto però della gara da decidere, hai già deciso quella che sarà poi la vettura con cui andrai ad affrontare appunto il Piancavallo. Dalla vittoria IRC, lo ricordiamo, è di classe nel 2020, ci sarà un cambio abbastanza significativo. Sì, quest'anno abbiamo optato per andare a correre con una 208, la R2B, però l'aspirata sarà gestita dal team RB Motorsport di Bertolutti e speriamo di impararla presto e quello che viene, viene. Poi immagino ci sia quasi, sei in una fase in cui andrai a testare la vettura perché sarà un salto importante. Sì, a giorni farò un piccolo test per imparare almeno come si accende e poi spero di impararla non subito in quella giornata lì, però col Piancavallo spero di ingranarmi dentro la macchina, insomma. Siamo arrivati al termine della prima parte di Femotori, restate con noi, parleremo fra un po' ancora di Rally Piancavallo con i nostri ospiti. Di nuovo con voi, di nuovo a parlare di Rally Piancavallo con Giulio Turatti e Stefano Fachin della Knife Racing. Giulio, 2 prove, sono 3 in totale, spettacolari, come la Barcis Piancavallo e la Monterest, entrambe di 20 km, sono 2 veramente splendide prove e che faranno sicuramente da calamita per attrarre equipaggi in questo Piancavallo. Sì, speriamo di sì che sappiano incontrare il piacere e i gusti dei piloti. Sappiamo che le gare lunghe e difficili, diciamo così, e toste, come è il Piancavallo, una delle gare più difficili nel panorama rallistico, sappiamo che fanno fatica ad incontrare il piacere perché proprio hanno questa caratteristica di essere molto complesse e quindi la platea più ampia preferisce le gare più corte e più semplici. Poi magari nei social o che al bar dicono che invece sono meglio le gare lunghe, no? Però poi scegliono altre. Però al di là di questo che è una cosa molto simpatica del nostro sport, hai detto correttamente che ci saranno delle prove speciali molto, molto difficili. La prova speciale del Monterest non ha bisogno di presentazioni. Io penso che nel panorama di prove speciali nazionali sia seconda solamente alla Ronde del Rally di Sanremo da 60 km, per il resto abbia pochissimi rivali. Però permettimi di sottolineare anche l'importanza della prova speciale di Clauzetto, che quest'anno è una grossa novità. Una prova speciale da 7 km e mezzo. È una prima, mi sembra. Per la prima volta passa proprio nel centro abitato, mi sembra. Esattamente. Siamo veramente felici di poter dire che la comunità di Clauzetto ha voluto fortemente questo passaggio all'interno del paese e siamo riusciti a ricavare un tracciato veramente veloce e spettacolare al tempo stesso. All'interno del paese di Clauzetto. Il Clauzetto è il balcone del Friuli e quindi quale migliore vetrina per il nostro territorio, insomma, quindi siamo veramente felici anche di questa prova speciale. Poi vabbè, la Barcis Piancavallo è un mito delle prove speciali nella storia del rally, quindi insomma anche questa non è che ha bisogno di grandi presentazioni. Stefano, fra le 3, qual è la prova che vorresti affrontare con più passione, affronterai con più passione? Beh, sicuramente io ho una prova che per me è dentro il mio cuore, che ne ho fatte poche, però comunque è la Barcis Piancavallo. Per me è una prova bellissima e difatti sto
sta andando in bilico tra il lungo e il corto, anche perché fare la Barcis completa 2 volte poi è bellissimo. Poi ci sono alcuni tratti che sono proprio il simbolo forse del rally Piancavallo, soprattutto la Barci Piancavallo, quello che è il legame con il territorio è unico. Sì, perché comunque il rally Piancavallo deriva da lì. E poi è una prova storica, nulla da togliere al Monterest, però a me la Barcis piace. Partire da Bordolago e arrivare in cima quest'anno poi fino all'antenna è ancora più bello. Al suo fascino sicuramente, però tornando alla prova del rest, una prova veramente con tutto, discesa, salita, tratti guidati, tratti veloci. Giulio, non è facile, tu sei un navigatore molto esperto, perciò sicuramente quali sarebbero i consigli principali che daresti a un pilota magari esperto o uno meno esperto? La prova del Monte Rest è una prova sicuramente molto molto difficile perché, come hai detto tu, ha un sacco di cambi di ritmo e c'è dentro veramente tutto, dal largo allo stretto, alla salita alla discesa, al lento al veloce. Se avessi al mio fianco un pilota giovane che deve iniziare insomma questo tipo di percorso, questo tipo di carriera, cercherei di concentrarmi sul dare un ritmo alla sua guida. Questo sarebbe il mio focus principale. Se invece avessi al mio fianco un pilota esperto che come ha ad bisogno esempio di... io faccio un nome, un pilota esperto come potrebbe essere Grugnola, l'attuale campione italiano rally assoluto, perché tu ci hai corso per diversi anni assieme, tra virgolette all'inizio l'hai fatto anche crescere, perciò a lui quali sono i consigli che daresti nonostante tutto poi abbia una notevole esperienza? Beh sì, da quando abbiamo smesso le nostre carriere si sono divise, ha fatto veramente anche un grosso processo di crescita e tanta esperienza. Lui forse avrebbe bisogno di essere frenato perché ha veramente tanto talento, secondo me è un cavallo di razza e merita di stare dove sta, anzi meriterebbe altri palcoscenici. Comunque avessi un pilota più esperto, insomma, che punta a risultati importanti, non mi concentrerei su nulla se non nel spingere al massimo le sue potenzialità, insomma, e fargli notare quali sono i punti più impegnativi dove è meglio stare un attimino più abbottonati e invece dove si può lasciarsi andare, ecco, cercherei di spingerlo, ecco. Stefano, una nuova vettura, cosa ti aspetti da una Peugeot 208 R2B che è molto diversa da quelle che tu utilizzavi lo scorso anno? Qual è la curiosità più grande? Allora, la curiosità più grande è quella se saprò riuscirla a portare almeno a un 70-80% e in quanto tempo. Poi la curiosità più grande è di sapere quanto una macchina con un'altra evoluzione, i tempi, come c'è il paragone che hai con un N2 e un R2, quanta differenza c'è, e questa cosa mi incuriosisce tanto. Certo, il potenziale è notevolmente diverso, c'è una frenata importante, una percorrenza in curva altrettanto rispetto alla tua derivata di serie con cui ho utilizzato lo scorso anno, però hai dimostrato anche di distinguerti perché nel 2020 sei stato uno dei piloti più in vista della nostra regione nelle gare al di fuori appunto del Friuli Venezia Giulia. Sì, lo scorso anno purtroppo causa Covid è stato un anno un po' con poche gare. Io fortunatamente sono riuscito a imbastire il mini programma che c'era nell'IRC e siamo partiti a farlo. E diciamo che siamo stati sfortunati ma fortunati. Abbiamo avuto un po' di problemini, però alla fine la fortuna ci ha ripagato perché si è riusciti a vincere il campionato essendo costanti, e a fine anno abbiamo finito anche bene, dai. I risultati sicuramente sono arrivati. Sarà un rally Piancavallo mediaticamente importante perché con l'assenza del pubblico, Giulio, state preparando un qualcosa di unico sotto l'aspetto social, con delle dirette che racconteranno tutte le fasi del Piancavallo 2021.
Sì, hai citato i social perché sono ormai una parte della nostra vita quotidiana, stanno pian piano sostituendo quello che era la radio e la televisione per buona parte. Quindi ci stiamo concentrando per far sì che il pubblico da casa riesca a seguire tutte le fasi della nostra manifestazione, possibilmente senza annoiarsi, anzi cercando di entrare nel vivo e anche con i commenti a caldo dei piloti e le immagini delle prove speciali. Quindi ci stiamo veramente impegnando molto da questo punto di vista, anche come copertura media sotto tutti i profili, senza entrare nello specifico di quali, insomma, ci stiamo impegnando veramente molto per dare grande risalto a questa manifestazione, perché è importante che sia così. Quando tornerai alla guida, anzi sul sedile destro assieme a un pilota, perché immagino ti manchi in questo periodo? Ho avuto un periodo che non avevo un grande entusiasmo di correre. Adesso non saprei dire quando rientrerò, dipenderà molto dalla vita familiare, se riuscirò a conciliarla agli impegni sportivi, anche al fatto stesso di organizzare la gara. Però in questo momento il fatto di fare delle gare spot non mi entusiasma, quindi se dovessi riuscire a mettere in piedi un programma per ambire a un campionato, un trofeo, insomma una serie di gare con un obiettivo, ci ragionerei sopra volentieri. Mentre per Stefano Facchin c'è in programma il Coppa Rally di zona con la 208, l'abbiamo detto prima, del RB Motorsport, da scegliere forse c'è ancora il navigatore. Allora, il navigatore del Piancavallo lo stiamo ancora scegliendo, perché purtroppo chi mi accompagnerà a questa avventura qua, questa nuova avventura, sarà Stefano Lovisa, il presidente di Knife Racing. Perciò assolutamente non potrebbe essere presente in virtù del ruolo che occupa. Sì, non è neanche semplice, però fortunatamente ho delle persone che mi stanno aiutando, che credono in me, e quindi sono molto fortunato e devo dire grazie a loro. E questa era la voce di Stefano Facchin, pilota Knife Racing. Un augurio e una buona stagione, ovviamente quella che sta per partire, iniziando dal rally di casa per lui, Rally Piancavallo. Un buon lavoro anche a Giulio Turati, Knife Racing, qua come organizzatore, grande conoscitore ovviamente del mondo dei rally. Un buon lavoro a tutti i ragazzi, ovviamente 1 e 2 maggio, Rally Piancavallo IRC. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao, buona serata, grazie. Ciao, grazie a te. Questa trasmissione è stata offerta da Motorplanet.